Nozze d'oro per Bellavia. Lo storico negozio di moda fondato da Calogero Bellavia compie 50 anni. Un traguardo raro ed importante, mezzo secolo di attività che la famiglia Bellavia sceglie di festeggiare. Solo chi sa inventare progredisce, cioè bisogna cercare di mettere qualche cosa di proprio in quello che si fa e quello che si fa farlo con la perfezione massima, per quanto la perfezione è possibile nell'uomo. Questo è stato un pochettino il percorso, il sentiero che io ho cercato di percorrere negli anni. Un avvenimento suggellato dalla pubblicazione di un libro che attraverso scritti memorabili racconta l'attività di un marchio diventato punto di riferimento non solo per Porto Empedocle ma per tutto l'Interland. 50 anni certo è già un traguardo importante per la vita di un uomo, cioè raggiungere i 50 anni di età. Per un'azienda è una cosa, possiamo dire, un pochettino rara, Non è che tutte le aziende sono così longeve. Difatti io lo scrivo anche in questo piccolo volume che ho voluto che segnasse un pochettino il cammino, perché non si perda la memoria di tutte le cose piccole, grandi o meno grandi che abbiamo fatto, e quindi ho voluto, diciamo, segnarle attraverso una pubblicazione che naturalmente è fatta più che altro per gli amici o per i clienti. In prima fila anche il sindaco di Porto Empedocle, l'onorevole Lillo Firetto, che ha raccontato come Calogero Bellavia rappresenti il perfetto esempio di un privato che investe e crede nella sua realtà e nella città. Una realtà che Calogero Bellavia oggi porta avanti con l'aiuto ed il sostegno della sua famiglia. Io ho imparato da mio padre intanto di considerare l'impresa come luogo proprio di impegno serio, di impegno imprenditoriale, dove a questo si coniuga, diciamo, una rete di rapporti umani, che è fatta rapporti umani con i nostri collaboratori, con i fornitori e con i nostri clienti. Madrina e testimonial dell'azienda ancora una volta Gio Squillo, cantante, giornalista e presentatrice di moda, che ha realizzato durante la serata anche un servizio speciale che andrà in onda su TV Moda di Sky. Beh, è un rapporto di grande rispetto, rispetto per una storia, per la tradizione, per una lunga avventura. 50 anni è un heritage straordinario di capacità di essere in questo territorio, di soddisfare i bisogni delle donne, non soltanto delle donne, ma la capacità di essere una persona molto educata, con grande stile, che fa riferimento allo stile, appunto, non soltanto lo stile quello degli abiti, che sono straordinari, sempre ricercati, ma anche allo stile veramente delle persone, di uno stile di vita molto educato. Ho iniziato con loro incrociandoci nelle strade degli anni 2000 ed è stato un bellissimo percorso con 3 edizioni della Notte della Moda. È veramente un'ammirazione per me verso questa famiglia. Questo penso che